torniamo a parlare di Europa e torniamo a parlare di Recovery Fund, quello che in realtà prima veniva chiamato Recovery Fund, ovvero il Fondo per la ripresa. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Ieri infatti è stato ribattezzato Next Generation EU, ma non vi fate ingannare dal nome, è sempre quel piano per la ripresa che stanno mettendo a punto i vari stati dell'Unione Europea. A questo proposito, proprio ieri è stato scritto un nuovo capitolo di quella che ci tengo a ricordarvi che è una questione ancora molto aperta, totalmente aperta direi. Si sono definite alcune cose, però non siamo alla fine di questo processo. Prima di spiegarvi nel dettaglio quali sono i passi avanti, facciamo un breve recap delle puntate precedenti, che comunque trovate spiegate nei video qui in alto a destra. L'Unione Europea, dopo aver trovato l'accordo su misure fondamentali come il piano SURE oppure i prestiti concessi alla BEI, deve far fronte a una situazione senza precedenti e quindi deve tirar fuori delle misure senza precedenti. In poche parole ci vuole quella che il nostro Premier avrebbe chiamato potenza di fuoco, e cioè una misura che si è trovata che è il Recovery Fund, o almeno quella che prima veniva chiamata Recovery Fund, e dopo 2 settimane di accesi dibattiti, Francia e Germania si sono accordate per dare una cifra di 500 miliardi a fondo perduto a quegli stati che sono in difficoltà. Molti paesi però, ad esempio come l'Olanda, si sono opposti fortemente a questa proposta. E che cosa è cambiato rispetto a questa situazione? Semplicemente che la Commissione Europea, che è un pochino l'organo esecutivo dell'Unione Europea, ha presentato al Parlamento Europeo la proposta dei Recovery Fund e così ci ha fatto scoprire un pochino di dettagli in più, e cioè che questo fondo non sarebbe di 500 miliardi ma di 750 miliardi. Questi soldi li raccoglie la Commissione Europea emettendo delle obbligazioni che sono garantite col bilancio dell'Unione Europea, del quale ho già parlato nel video qui in alto a destra. Raccolti questi soldi, la stessa Commissione Europea andrebbe poi a prestarli a quei paesi che sono fortemente colpiti da questo Covid. Ora, dico prestati per un motivo, perché prima si è parlato di 500 miliardi a fondo perduto, quindi non prestati, direttamente dati a questi stati. Parlo di prestati perché gli altri 250 miliardi, per arrivare a 750 totali, verranno effettivamente prestati. Quindi mentre 500 miliardi saranno trasferimenti diretti, gli altri 250, essendo prestiti, saranno soldi che andranno rimborsati alla Commissione Europea. Nel tempo, quindi c'è da decidere in quanti anni, e a quali condizioni soprattutto. Condizioni che non sono state ancora proposte. Attenzione però a non cadere in una trappola molto insidiosa. Questi soldi a fondo perduto noi effettivamente non dovremmo rimborsarli, non abbiamo l'obbligo di rimborsarli. Tuttavia questo non implica che non dobbiamo contribuire a saldare questo debito. Come vi avevo spiegato in un video precedente, questi soldi verranno raccolti dalla Commissione Europea e dati a fondo perduto. Tuttavia chi ha prestato questi soldi, gli investitori, li rivorrà indietro e quindi alla Commissione Europea sorge un debito. A tappare questo buco, che è dato dal fatto che l'Unione Europea ha uscite maggiori rispetto alle entrate, saranno proprio i paesi stessi dell'Unione Europea che dovranno contribuire nel saldare questo debito. Quindi attenzione perché l'Italia in parte pagherà. Fondo perduto è solo la descrizione tecnica, ma la sostanza è molto diversa. Detto questo però si sa dell'altro rispetto a questi Recovery Fund. L'Italia sarà di gran lunga il maggior beneficiario di questa misura, grazie al cielo. Prenderemo 140,4 miliardi di euro divisi in 77,3 miliardi di aiuti, mentre 63,1 miliardi di prestiti. Per darvi un'idea delle cifre, il decreto rilancio, che ha messo in campo delle misure quasi senza precedenti nella storia dell'Italia, complessivamente prevedeva una spesa di 55 miliardi. Qui si parla di più del doppio. Ricordatevi però, e attenzione a questo fatto, che la strada è ancora molto in salita, e questo perché questa misura deve ottenere il sì sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo. Ci sono infatti ancora molti paesi cosiddetti rigoristi che non sono d'accordo, vorrebbero questo Recovery Fund totalmente di prestiti, niente a fondo perduto. E c'è da sottolineare che per il momento gli è stato proposto di fare una vigilanza molto stretta su come verranno utilizzati questi soldi, ma non è bastato. Passiamo quindi a capire come verrebbero investiti questi 750 miliardi, come si è pensato di distribuirli. Si è pensato di farlo attraverso 3 vie, 3 canali principali. Il primo punta a supportare i paesi europei per gli investimenti e le riforme.
il secondo per il rilancio dell'economia europea incentivando gli investimenti privati e il terzo punta a farci imparare la lezione di questa pandemia. Nel primo pilastro fa parte lo strumento sicuramente più corposo di tutti, il Recovery and Resilience Facility, da 560 miliardi divisi in 250 miliardi di prestiti e 310 miliardi a fondo perduto. Si tratta di fondi destinati a una transizione verso un'economia più verde, alla digitalizzazione e soprattutto alla ripartenza economica. Questi fondi verranno destinati a tutti i paesi europei in generale, ma in particolar modo e in maggior misura a quei paesi fortemente colpiti dalla crisi. In più ci sarà un'iniziativa chiamata React EU da 55 miliardi che verranno stanziati da oggi fino al 2022, soprattutto in base all'impatto socio-economico della crisi, quindi verrà tenuto conto anche della disoccupazione giovanile e verranno rimosse quelle barriere che finora hanno reso più complessi gli investimenti. C'è poi il rafforzamento con 40 miliardi del Just Transition Fund, che punta a ridurre sempre di più, gradualmente, le emissioni di CO2 da parte dei singoli paesi europei in atmosfera. Ultimo ma non per importanza, viene rimpolpato con 15 miliardi il Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale, che serve ad accelerare il processo di transizione verso un sistema alimentare più sostenibile e verso la tutela della biodiversità. Il secondo pilastro comprende quello che viene chiamato Solvency Support Instrument, che tende a supportare quelle imprese che prima del lockdown erano sane, ma per colpa del lockdown sono leggermente in ginocchio. Sarà operativo già da quest'anno, 2020, con un budget di 31 miliardi che puntano a sbloccare investimenti per 300 miliardi di euro. Poi c'è un incremento a 15,3 miliardi di quello che viene chiamato Invest EU, e al suo interno, in particolare, viene creata una nuova Strategic Investment Facility da 15 miliardi, che punta a generare 150 miliardi di investimenti in settori strategici, come ad esempio quella della transizione verso un'economia più verde, digitale e che potenzi la catena del valore del mercato online. Il terzo pilastro prevede un programma da 9,4 miliardi chiamato EU for Health, per rafforzare la sicurezza sanitaria in vista di una possibile ricaduta di questa pandemia. Saranno poi stanziati 2 miliardi per RESC EU, quella che io definirei protezione civile europea. Infine 94,4 miliardi saranno impiegati in Horizon Europe, che si occupa della vitale ricerca per la sanità pubblica, e 16,5 miliardi per azioni esterne, tra le quali possiamo trovare anche gli aiuti umanitari. Bene, spero di non avervi annoiato troppo con queste sigle e con questi nomi in inglese, ma ci tenevo particolarmente a dirvi dove finiscono questi soldi, come ci finiscono e come verranno adoperati, per il semplice motivo che voglio farvi capire come verranno utilizzati, in cosa investe l'Unione Europea. Prima di passare all'azione economica di oggi, ci tengo a ricordarvi che lasciare un commento è cosa gradita, esattamente come attivare la campanellina. Cercherò di rispondervi entro 48 ore massimo, perché sono in periodo realmente tanto incasinato, tanto da registrare questo video alle 2:03 del mattino. Spendiamo soldi che non abbiamo ancora guadagnato per comprare cose di cui non abbiamo bisogno, per fare colpo su persone che non ci piacciono.